Noi avevamo garantito e dato la nostra parola sulla celerità di questa nomina. Vi ricordo che io ho avuto il potere di firma solo da 48 ore e dopo 48 ore, con nel mezzo una visita ufficiale del Capo dello Stato è durata 2 giorni, siamo qui a presentarvi la Giunta. Questa amministrazione inizia con il piede giusto, mantenendo già la prima parola. Vi abbiamo detto sarà questione di ore, e è stata questione di ore. Potremmo anche aggiungere che lo potevamo anche far prima, però è altrettanto vero che non avevamo potere di firma e non avevamo obiettivamente la possibilità di farlo finché come si può dire, non ci fosse stata tutta l'architettura istituzionale definita. Gli assessori sono ovviamente il vicepresidente Marino Zorzato, e io vi dico le deleghe, vi anticipo già, oggi loro sono già oggetto di decretazione e quindi sono ufficialmente assessori regionali da oggi, poi con la prima giunta verrà fatta l'attribuzione della delega in maniera puntuale. Oggi vi dico già l'ambito della delega, cioè la competenza macro, e dopo le declinazioni le vedrete nella prima giunta con la consegna ufficiale dei decreti con tutte le declinazioni. Quindi Marino Zorzato, vicepresidente, avrà la cultura, l'istruzione e l'urbanistica, poi tutta una serie di declinazioni che non sto qui a dirvi. L'assessore Renato Chisso avrà la viabilità, le infrastrutture e la legge speciale per Venezia, più tutta una serie di declinazioni, non lo dico più. Ciambetti sarà il nuovo assessore, Roberto Ciambetti sarà il nuovo assessore al bilancio. L'assessore Coletto, anche questo nuovo assessore alla sanità. Luca Coletto, sì, scusatemi, Luca Coletto alla sanità, perdonatemi. Nuova nomina anche per Conte Maurizio, assessore all'ambiente. L'assessore Isi Coppola ai lavori pubblici, l'energia e ai patti territoriali, più tutta una serie di definizioni. L'assessore Donazzan Elena, personale, lavoro, formazione. Nuovo assessore, ma non di prima esperienza, l'assessore Marino Finozzi, assessore e nuovo assessore al turismo. L'assessore Massimo Giorgetti all'agricoltura. L'assessore Franco Manzato allo sviluppo economico. L'assessore, anche questa è una new entry, Remo Sernagiotto al sociale. E un'ultima new entry, l'assessore Stival Daniele, è il 12°, protezione civile, caccia e identità veneta. Per il sottoscritto io ho inteso non avere alcuna delega come competenza diretta. Il Presidente delega gli assessori e penso che il significato del mio ruolo sia quello di pensare alla squadra e di pensare alla grande sfida del federalismo. Ho scritto, vabbè, oltre alle deleghe insomma, che vedrete declinate del Presidente, che sono gli affari istituzionali, sono le comunicazioni, informazioni, che sono le deleghe di diritto che deve avere il Presidente, ho scritto l'unica vera delega che considero, ma che è una responsabilità che mi prendo nei confronti di Veneti, è l'attuazione del federalismo. Quindi una pulizia totale delle competenze del Presidente l'ho voluta fino in fondo e ringrazio gli assessori poi per essersi sobbarcati anche ulteriori deleghe che inevitabilmente sarebbero state a mio carico. Io chiudo dicendo che il lavoro di preparazione di questa giunta è avvenuta con estrema serenità. Ringrazio la stampa per la comprensione che ha avuto in questo mese e mezzo, perché so che tutti voi mi avete chiamato, avete chiesto, anche ieri sera qualcuno ha visto la convocazione e mi ha detto ma cosa sta accadendo?
vi ho raccontato una piccola bugia, vi ho detto vi darò una situazione del work in progress dei lavori delle consultazioni. Niente, ufficialmente presentiamo la giunta, la presentiamo in sede politica, quindi abbiamo scelto questa sede per presentarla, anche perché volevo al mio fianco le segreterie politiche, e da qui inizia un nuovo percorso. Cercate nell'augurare innanzitutto buon lavoro ai nuovi assessori, e ringraziare nuovamente tutti quelli che hanno corso, perché comunque abbiamo un consiglio regionale che dovrà essere motivato, dovrà essere al nostro fianco. Ringraziare tutti quelli che hanno corso e non sono stati eletti, perché non possiamo dimenticarci dei tantissimi validissimi o validissime consiglieri o consigliere regionali candidate che non hanno mai visto la loro elezione. A tutti va il mio pensiero, e in questa chiusura, così come si può dire, simbolica della campagna elettorale che si chiude da oggi e da oggi diventa amministrazione, e desidero ringraziare anche la stampa per come ci ha assistito in questo mese e mezzo, per quanto ha fatto. Capisco che anche voi avete un ruolo che non è facile, che è quello di cercare la notizia, che è quello spesso di pungolare, che è quello spesso magari di trovare la polemica, però vi invito a mantenere questo stile e a creare, ve l'ho già detto una volta, ma ve lo dico ufficialmente per la seconda volta, di creare una zona di no-fly zone, no? Dove non si può volare, cioè chiedere e darci una mano affinché tutti i veneti siano sempre più coscienti che l'ora della stagione della riforma è arrivata. Penso che molti di voi sono addirittura veneti, quotidianamente vivono in Veneto, e forse un grande aiuto da voi lo possiamo avere. Stimolate la stagione delle riforme, aiutate la stagione delle riforme. Chiudo con le parole del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato ha sottolineato fino in fondo la necessità di ricordare ai cittadini che autonomia non è in contrapposizione con unità nazionale. Lo dice la Costituzione, del resto, lo dicono i padri costituenti della Costituzione, che erano profondamente federalisti. Einaudi, nella presentazione della Costituzione, nel suo discorso di presentazione, dice: noi dovremmo dare l'autonomia che ogni comunità si merita. Questo è il famoso 116 poi, no? La visione già di sapere che comunque il percorso autonomista della geometria variabile doveva avere inizio. Noi siamo preoccupati della gestione centralista che spesso c'è stata. Guardate, c'è un ultimo esempio, mi ricordo le parole di Don Sturzo. Nel 1949 Don Sturzo era siciliano, diceva: sono unitario ma un federalista impenitente. Pensate che Don Sturzo diceva: io spero che il Sud possa avere finalmente la sua buona dose di autonomia per rinunciare alla carità del Nord. E io penso che dovremmo mutuare queste grandi esperienze autorevoli, pensando che il federalismo possa essere solidarietà, sussidiarietà, ma non assistenzialismo.